scarpe bucate lui non ha, perché ai piedi non li porta più. Ah. E quanta è la strada che lui fa, ha già girato 1000 città. La gente lo crede un po' matto, ma lui è un amante della libertà. Ama i fiori, ama i campi, lui non conosce civiltà. È una ragazza, ce l'ha, crede in Dio e nell'aldilà. Non conosce padrone, non conosce il suo nome, la gente lo chiama semplicemente vagabondo, perché va in giro per il mondo. Bene, bravissimo veramente Maurizio. Ora io so che tu ci canterai un'altra canzone, vero? Sì. Come si intitola? Libertà. Allora, mi pare che tra queste due canzoni ci sia una certa attinenza, perché tu parli di un vagabondo prima, poi parli di libertà. Ecco, questo desiderio di indipendenza, di libertà, appunto, è qualcosa che tu senti dentro, perché tu sei autore delle tue canzoni. Sì. Perché tu hai scritto canzoni appunto sulla libertà e su un vagabondo? Cioè, perché vedo i problemi che abbiamo noi giovani in questa età. Cioè il problema magari di poter staccarsi dalla famiglia, queste cose qua. Benissimo. E allora ancora un applauso a Maurizio Calandra con Libertà. Quante volte mi domando che cosa faccio qui, ad aspettare la sera, che sera poi non è, con tutte queste luci e fari di città. Aspetto una sera al buio che mai verrà. Quante volte ho provato a contare le stelle, mi prendono in giro, sono false anche quelle, e giorno dopo giorno seduto in un balcone nudo aspetto con noia che passi anche questo minuto. Andare via no, non mi va, è anche mia sta grande maledetta città.
mentre il fumo della mia sigaretta voleva tra confini e nuove realtà, aspettando qualche grossa novità, mentre l'alba sta nascendo già, la vita se ne va. Bravissimo veramente Maurizio. Bene, allora io volevo innanzitutto ringraziarti per la tua partecipazione alla nostra trasmissione e volevo regalarti una bottiglia di vino bianco d'Alcamo offerto dalla ditta Vivignato, e vedo che tu hai una chitarra, un'armonica a bocca